Lacrime e urla di dolore, lì, disteso sull'asfalto, il corpo senza vita dell'ennesima vittima delle strade trevigiane. Immagini che raccontano il disperato epilogo di un incidente stradale dove a perdere la vita è Monica Picco, 59 anni di Liedolo, moglie e madre di 3 figli. Erano le 12 quando Monica, a bordo della sua Opel Meriva, stava percorrendo, come ogni giorno, via Beltramini per andare a fare la spesa. Nessun segno di frenata sull'asfalto, dai primi accertamenti infatti pare che la vittima abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, schiantandosi frontalmente contro un camion nella corsia opposta. Impatto violento che non ha lasciato scampo a Monica Picco, inutile l'arrivo del suo 118, illeso invece l'autista del tir, un 41enne bosniaco identificato dai carabinieri di Castelfranco che insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti nel luogo dell'incidente. Ero qua vicino, tra l'altro mi sono precipitato qua appena ho saputo e ho cercato di dare tutto il supporto che do adesso e che darò nei prossimi giorni alla famiglia. Una famiglia, quella di Monica, conosciuta in tutta San Zenone degli Zellini e oggi distrutta dal dolore. Il marito tornava a casa quando ha deviato la strada di ritorno a causa dell'incidente di via Beltramini. Entrato in casa non ha visto sua moglie Monica ed è lì a poco la chiamata delle forze dell'ordine. Una comunità, quella di San Zenone, che deve fare i conti con un'ennesima tragedia stradale a poco più di un mese dalla scia di sangue provocata da Sim Quintino. Servirebbero davvero degli interventi strutturali su certe strade che sono davvero pericolose. Questa curva di cui purtroppo dobbiamo parlare oggi è una curva pericolosa. Ma come ho già detto in altre occasioni, finché dobbiamo, passando il termine, noi sindaci giocare all'otto per riuscire a fare degli interventi sulle strade dove c'è bisogno, è davvero difficile risolverli i problemi. Ci vorrebbe davvero una politica forse più strutturale per risolvere tutte le problematiche che ci sono nelle nostre strade.